Ore 13, buongiorno e ben ritrovati in diretta, come ogni mercoledì, ricordatevi, insieme alla CGIL che risponde alle vostre domande. Oggi puntata particolarmente importante, anche perché parliamo di 730, reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza e tutto quello che è nei vostri dubbi, nelle vostre domande, quindi approfittatene. Vi ricordo 0422 1626 798. Saluto subito e ringrazio Monica Giomo, direttore dei servizi Treviso SRL. Buongiorno Monica. Buongiorno a voi. Giuliana Maffei, responsabile fiscale. Buongiorno. Ciao Giuliana, e ciao Graziano Basso, sempre responsabile fiscale servizi Treviso SRL. Come sta andando? Una settimana esatta oggi, no? Sì. Per il reddito di cittadinanza, esattamente, esatto, sì, sì. Beh, vi vedo, dai, rilassati, sì, rilassati, sufficientemente rilassati. Pochi appuntamenti, tutto senza problemi. Certo, no, diciamo che tutto sommato la situazione è abbastanza tranquilla, nel senso che noi ci aspettavamo sì, un afflusso di utenza un pochino maggiore, però probabilmente il lavoro svolto comunque dal rientro dalle vacanze natalizie, quindi di fatto da gennaio, nel comunque dare informazione alle persone di muoversi subito rispetto alla compilazione ad esempio dell'ISEE e quindi al fatto di avere già l'attestazione in mano per verificare se il requisito dei 9.360 è soddisfatto, ha fatto sì che tutto sommato questo 6 di marzo l'abbiamo vissuto insomma in maniera abbastanza tranquilla. C'è stato un afflusso costante da mercoledì scorso fino a oggi e diciamo che un avete gestito con gli appuntamenti, sì, però, sì, no? infatti, Quindi non le code. No, non le code. Chiaramente noi ci siamo messi in campo per soddisfare tutte le richieste che ci pervengono da parte dei cittadini. Questo è stato fatto grazie chiaramente all'accordo che di fatto è avvenuto tra la Consulta Nazionale dei CAF e l'INPS a ridosso del 6, perché il 6 era mercoledì e il venerdì precedente è stato sottoscritto il verbale d'intesa che ha consentito alle strutture CAF di potersi strutturare chiaramente, seppur all'ultimo minuto e di corsa, per far fronte a questo nuovo servizio e quindi soddisfare comunque una esigenza dei cittadini. A livello nazionale è stato fatto sicuramente un buon lavoro e quindi anche per quanto riguarda il CAF CGIL provincia di Treviso posso dire che ci siamo adoperati per chiaramente implementare l'organico della struttura CAF CGIL in tutte le sedi proprio per essere pronti e fare in modo... Più persone, più personale, chiaramente sì. Abbiamo dovuto, ma questo è su scala nazionale, quindi chiaramente poi di riflesso anche sulla nostra provincia. Cioè avete i navigator del CAF, no? Adesso sì, scherzo. Esattamente, certo, i navigator del CAF. Noi sì, ci eravamo già comunque mossi a rientro dalle vacanze, rafforzando la struttura proprio perché la richiesta dell'ISEE è aumentata in maniera esponenziale, quindi abbiamo un primo trimestre sicuramente che vede dei numeri molto più elevati rispetto agli ISEE fatti in parallelo l'anno scorso e naturalmente a fronte di questa richiesta del reddito di cittadinanza lo abbiamo incrementato ulteriormente. Di fatto non ci sono stati problemi quindi da parte delle persone, noi abbiamo fin da subito cercato di riportare in un documento molto sintetico e anche nel nostro sito www.cgltreviso.it/CAF ogni cittadino si può tranquillamente può entrare nella pagina e trova tutte le indicazioni, in particolare quelli che sono i requisiti per poter accedere. Poi Giuliana eventualmente magari li può elencare brevemente, ricordando però che il CAF può fare una verifica di alcuni requisiti che in dettaglio sono 5 e quello che è importante sapere è che per quanto riguarda la questione reddituale, patrimoniale, sia mobiliare che immobiliare, il CAF non è che non voglia, non può entrare e fare le verifiche di questi requisiti che sono in capo all'INPS. Quindi cosa succede? Chiaramente il primo paletto è sicuramente il fatto di aver rispettato i 9.360 di valore ISEE. Verificati gli altri requisiti diciamo generali, poi Giuliana entra nel merito, noi possiamo predisporre la domanda alla persona. Cosa succede? Noi
chiaramente una volta fatta la domanda per reddito di cittadinanza piuttosto che pensione di cittadinanza, diremo alla persona: guardi, attenzione, o via SMS o tramite mail che il cittadino deve fornire, lei riceverà la conferma se la sua domanda è stata accolta. Ecco. Una volta che la domanda è stata accolta tramite questi due mezzi di comunicazione, e sottolineo, volevo dire, che il CAF ad oggi non riceve nessuna informazione in merito all'esito positivo della domanda fatta dal cittadino. No, non lo sappiamo. Ad oggi l'unico soggetto che riceverà conferma da parte dell'INPS del buon esito della domanda è il richiedente. Quindi il cittadino... E poi a quel punto cosa fa? Torna da voi comunque? No, perché i passi successivi non coinvolgono il CAF, ok? Coinvolgono il CAF, poi Giuliana sempre nel merito tecnicamente lo spiega, solo se ci sono delle variazioni rispetto ad esempio alla sua situazione reddituale. Allora deve tornare al CAF per rifare un altro modello, ma se tutto va a buon fine, non ci sono variazioni, lui deve adempiere, il richiedente deve adempiere ad altri diciamo compiti, in particolare la presentazione della DID, che è la dichiarazione di disponibilità al lavoro. Questa dichiarazione, sì, la firma dei patti, fatta, diciamo, bravissimo, questa dichiarazione andrà fatta chiaramente poi attraverso un patronato direttamente al centro per l'impiego. Monica, ti fermo solo qualche istante, c'è una telefonata, la sentiamo subito, prego qualche secondo di attesa. Una prima percezione: più reddito di cittadinanza o più pensione di cittadinanza? No, reddito di cittadinanza, sì, sicuramente reddito. La pensione, infatti noi stiamo facendo un lavoro, ad esempio abbiamo ricevuto un file di tutte le persone ad esempio che a livello regionale hanno chiesto la pensione sociale, proprio per cercare magari di capire se possiamo noi dare, magari alla persona non sa che potrebbe rientrare e chiederla. Sì, esattamente. È chiaro che in questo caso poi per la pensione c'è anche il requisito dell'età, che devono essere entrambi con 67 anni, quindi chiaramente bisogna interloquire con la persona, ma intanto se abbiamo... Perché si parla molto meno della pensione di cittadinanza, c'è il requisito dell'età comunque. Sì, entrambi devono avere i 67 anni. Forse sarebbe giusto un po' ricordare qualcosa. Tutti i componenti del nucleo devono avere almeno 67 anni, per cui è molto restrittiva. Esatto. Beh, però scusami, se ci sono marito e moglie e la pensione di cittadinanza la chiede lui? No? Lui ha 69 anni, 68, lei ne ha 60, no? Devi guardare, il più giovane del nucleo deve avere 67 anni. Sì. Perché lì si ragiona comunque... Su un piano diverso, perché dà delle agevolazioni diverse. Beh, sempre ISEE familiare allora, no? Sì, quindi, come ragionamento. Quindi... Il nucleo è finito. Non è solo al richiedente, ma tutto il nucleo. Allora, telefonata, poi ci dobbiamo fermare già, è tempo di pubblicità, ma pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Giusy e lei suoi ospiti. Giusy, prego, buongiorno. Sì, allora, ma con questo reddito di cittadinanza io spero veramente che lo diano a gente che ha bisogno, ma siccome che lavoro non ce n'è e danno i soldi e poi ma continuano a lavorare in nero, anche in nero, non credo proprio che li mettano in galera, ma perché non vanno neanche quelli che uccidono, dottore, non vanno neanche quelli che uccidono in galera. Non so se li mettono in galera veramente. Vi saluto. Si rischia da 2 a 6 anni. Ci sarebbe da metterli. Certo. Ma prima mettano quelli che uccidono. Esatto, intanto. Va bene, grazie Giusy, buona giornata. Ha toccato un altro punto molto importante, che è quello di quel che si rischia, no? Nel momento in cui si viene pizzicati a fare i furbi sul reddito di cittadinanza, ed è sacrosanto fare anche molto di più, visto che ci costa a tutti noi comunque tanto dare questo finanziamento giusto nella logica, perché non possiamo lasciare indietro gli ultimi, come vengono definiti, insomma, comunque diciamo, le persone, le famiglie più bisognose, e chi fa il furbo deve essere punito seriamente. Monica, ci fermiamo qualche istante e poi ripartiamo da qui, a tra poco. Allora, torniamo in diretta, ore 13, reddito di cittadinanza, pensioni e 7.30, quindi chiamate ancora, so che si stanno prenotando in altri, altre persone, 0422 1626 798, quali sono i requisiti, lo ricordiamo?
Dell'uno e dell'altro, perché allora a questo punto io ricorderei un po' più anche la pensione di cittadinanza, che è importante in un paese comunque di molti anziani e spesso in gravi difficoltà purtroppo, e che è passato più sotto silenzio. Allora, i requisiti per accedere alla fine sono gli stessi, a parte quello relativo all'età, perché tutti, come dicevamo prima, tutti i componenti del nucleo devono avere almeno 67 anni. Okay? Quindi se si vuole la pensione di Se c'è un cittadinanza, figlio nel nucleo che ha meno 67 anni non si ha diritto, se la moglie o l'altro coniuge ha meno di 67, perché il se c'è un figlio requisito a carico ovviamente, no? nel nucleo, perché, cioè, Beh, se i due anziani hanno 68 anni Sì. e il figlio ha la sua vita, no, se il figlio è fuori dal nucleo, Esatto, io parlo, perfetto. quando faccio l'ISA devo guardare il nucleo di riferimento, ok? Perché è un po' quella degli 67 anni sfugge un po', ma bisogna che tutti abbiano 67 anni e nel caso in cui abbiano fatto domanda di reddito di cittadinanza, il compimento di tutti dei 67 anni scatta la pensione di cittadinanza. Dopo ti dico i requisiti per accedere al reddito di cittadinanza. La differenza fondamentale fra reddito e pensione è il dopo. cioè? Allora, non è previsto nessun percorso quando è stata fatta la domanda, viene dato l'importo che spetta, i 500 o quel che è, a prescindere dal percorso, perché non è visto nessun percorso dopo per chi... Per i pensionati. Per i tu dici. pensionati fanno Cioè, domanda e quella basta. firma dei patti, Il DID, il patto quindi l'idea di andare a fare i inclusione. lavori socialmente utili, Sì, questo no, intendi? ad oggi Vabbè, non è abbastanza previsto niente, giustamente. comprensibile, insomma, sì. rispetto magari a chi ha un'età Sì, per no, poter per fare, poter. ed è giusto chi ha meritato la pensione che magari... Sì, forse è per quello che se ne... forse Certo. sicuramente Se sono la meno, goda. come diceva Monica, però dopo non c'è neanche tutto il percorso dopo, perché poi alla fine fare questa domanda non è complicatissimo, è tutto il percorso dopo che è un po' più complesso. E i requisiti quindi, come dicevamo prima, il requisito fondamentale è quello di avere un ISEE sotto i 9.360 euro, essere cittadini italiani o comunitari della comunità europea, soggiornanti di lungo periodo e per entrambi, sia italiani e europei piuttosto che soggiornanti di lungo periodo, avere i 10 anni di residenza in Italia, di cui 2 continuativi, anche i cittadini italiani. Okay? Dopo bisogna avere una cosa che controlleremo noi e che non è a cura dell'INPS, che non siano state acquistate delle auto nuove negli ultimi 6 mesi. Okay? Anche se è sotto i 1.600 di cilindrata? I 1.600 è nei 2 anni, okay? Negli ultimi 2 anni, e beh, logicamente anche nei 6 mesi, non posso aver acquistato auto negli ultimi 2 anni con una cilindrata superiore ai 1.600 di cilindrata o moto superiore ai 250 di cilindrata. Da questo, come si dice, blocco, fra virgolette, da questa cosa che mi esclude dall'avere il beneficio, non sono comprese le auto per i disabili. Che se io acquisto un'auto negli ultimi 6 mesi nuova, piuttosto che negli ultimi 2 anni, per una cilindrata superiore ai 1.600, ma è per un disabile, con i requisiti per la detrazione, non sono esclusa dal beneficio. Altra cosa che mi esclude dal beneficio, è sempre uno dei requisiti che controlliamo noi al momento della domanda, è che non ci sia un soggetto dimissionario nel nucleo negli ultimi 12 mesi. Anche nel nucleo proprio? Non il richiedente, nel nucleo. Allora, i requisiti del richiedente sono cittadinanza e 10 anni. Tutto il resto io devo guardare tutto il nucleo. Ah, è nel nucleo. Scusami, qui mi stai parlando di reddito non pensione, Alla fine giusto? è la No, stessa, sono le stesse. questo è tutto uguale, solo il dopo è diverso. Interessante questo. Allora, chiedo pazienza qualche istante ancora chi è in linea al telefono. Quindi, esempio classico. Io e mia moglie siamo sotto i 67 anni, facciamo così, cioè parliamo di reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza include, cioè, calcola i 9.360 di ISEE familiare? Sì, Sì. l'ISA è sempre familiare del Sempre nucleo. familiare, sempre il nucleo. Nucleo ai fini ISE, Che non Nucleo è proprio finito, familiare, perfetto. sì. che non è nucleo anagrafico, perché possono anche essere diversi. Perché a quel punto va a tutti e due il reddito, il sostegno, diciamo, E comunque. là viene rapportato alla scala di equivalenza dopo, perché la scala di Quindi equivalenza... non è una persona singola che va a chiedere Uno è il richiedente, reddito. perché non è un sostegno alla persona ma al nucleo, è per il nucleo, no per la persona. Fa da portavoce Ok. questa persona perché
magari è l'unica persona del nucleo che ha le caratteristiche, che ha le peculiarità della residenza, assieme al concetto dell'ISE, è l'unico che può portare avanti la domanda. E poi per ipotesi, tutti loro. cioè mia moglie potrebbe lavorare, ma comunque non arriviamo sopra i 9.360 euro, perché c'è anche questa possibilità. Sì. Giusto? Sì. Ecco. Andiamo a chiedere il reddito di cittadinanza. Arriviamo subito con la telefonata. Se loro scoprono invece che lei si è dimessa negli ultimi 12 mesi, giusto? Sì. A meno che non sia per giusta causa, sì. A meno che non sia per giusta causa, ci negano il reddito di cittadinanza. Sì. Chiaro. Telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, prego. Buongiorno, parla Daniele da Venezia. No, guardi che non la sentiamo, deve parlare più forte, Daniele da Venezia. Mi Daniele, sente? prego. Sì, ecco. Buongiorno intanto, grazie di avermi accettato nella trasmissione. Allora, il mio problema è reddito di pensione. Ho un ISE di 8.900, sono separato e mi chiedo se il prossimo anno, se eventualmente mi accolgono la domanda e avrò un compenso per portarmi sopra, l'ISE del prossimo anno verrà conteggiato questo aumento che avrò? No, cioè lei dice io prendo il reddito di cittadinanza quest'anno, l'anno prossimo contano il mio ISEE più quel reddito di cittadinanza che ho percepito. No, perché se no sarebbe un anno sì, un anno no, ma è una domanda, guardi che è importantissima questa domanda, Daniele, perché noi abbiamo verificato proprio qualche settimana fa ormai, interpellando il Movimento 5 Stelle, uno dei vertici insomma, che aveva studiato questo reddito durante un nostro talk show, e ha fatto una domanda molto, molto azzeccata. Ha senso, pensavamo giustamente, si escludesse, abbiamo avuto la conferma. Perché se no lei dice l'anno prossimo è chiaro che con i redditi di quest'anno, visto che calcolano i redditi dell'anno precedente, l'avrei superato e quindi non avrei più diritto l'anno successivo al reddito. È chiaro? Sì, la ringrazio, era proprio questa la domanda che mi interessava di capire. Però ho toccato un punto fondamentale. Grazie Daniele, buona giornata. Computer, ho risposto correttamente? Sì. Giusto? Sì. Però adesso devo farti una domanda ancora più complicata. Dimmi. Che è emersa negli ultimi giorni. Ci sono alcune regioni che hanno un sostegno al reddito regionale. Sì. Per esempio il Friuli Venezia Giulia che ci vede. Certo. Sì. Discutevamo. O l'Alto Adige. O l'Alto Adige, sono altre Sono regioni, non anche sono belli le uniche. No? Cioè, cosa succede? Abbiamo trovato il documento dice che va ad escludere nel momento in cui c'è un'intesa col governo, cioè con Roma. Ma allora cosa vuol dire? Cioè, faccio un esempio classico, quest'anno un cittadino di Trieste, di Udine, di quel che è, ha preso nell'ultimo anno magari, ecco, quello che si chiama il sostegno al reddito o a parte il REI nazionale, ma il sostegno al reddito, la mia in regione Friuli Venezia Giulia. Se ha preso questo sostegno al reddito, adesso che sta presentando la domanda al reddito di cittadinanza, quello che ha preso l'anno scorso gli fa cumulo, cioè fa ricchezza perché è una misura regionale o una misura nazionale, o è esclusa esattamente come dice Daniele, dovrà esserlo il reddito di cittadinanza l'anno prossimo? Dipende da come viene costituito l'aiuto che viene dato dalle regioni a statuto autonomo, dalle province a statuto autonomo, perché ricordiamo che abbiamo anche Trento e Bolzano che viaggiano per conto loro nel nostro nord-est. Se l'aiuto che viene dato viene per Costituzione definito incumulabile, vuol dire che dovrà scegliere tra l'uno o l'altro. Aspetta, in che senso? Supponiamo no, sì, la però... provincia X eroga l'equivalente del reddito di cittadinanza, ok, e dà 700 euro, supponiamo. Io ho il reddito di cittadinanza nazionale che mi dà 380 euro, non è che posso prendere questo e quello, se per Costituzione quella provincia o quella regione ha definito che non è cumulabile con i benefici statali. Di conseguenza il cittadino deciderà tra quello provinciale e regionale oppure tra quello Però nazionale. superando questo punto, cioè, ti faccio l'esempio che citava adesso Daniele. Sì.
Siamo nel 2019, adesso voi fate la valutazione sul 2018, sì, giusto? Questa persona nel 2018 ha preso una misura regionale? 17. L'ISE 17 redditi. Vabbè, 17, perché c'era già, diciamo, c'era già. Guardi anche qua, quelle in fase di fruizione. Cioè sì, sono persone che la prendevano fino ad adesso, no? Questo sostegno al reddito, che era più o meno uguale al reddito di cittadinanza. Sì. Quindi adesso bisogna capire se quella forma, se quel sostegno fa cumulo o no, cioè fa ricchezza, e quindi li porta fuori dalla possibilità di chiedere adesso il reddito di cittadinanza o meno. Non li dovresti conteggiare ai fini della determinazione, però ai fini della fruizione, poter accedere al beneficio, dovresti scegliere o l'uno o l'altro, perché assieme sommarli i due non puoi. No, beh, certo, questo sì. Okay? Ai fini della determinazione del reddito, ai fini del calcolo, sicuramente non lo devi conteggiare, perché i cittadini devono essere tutti uguali davanti al godimento di un beneficio. Per cui se, come abbiamo detto il signor Daniele, non deve essere conteggiato il reddito di cittadinanza, l'equivalente del reddito di cittadinanza non dovrà essere conteggiato per gli altri che risiedono nelle regioni a statuto autonomo o province a statuto autonomo che hanno un medesimo trattamento, altrimenti la normativa sarebbe anticostituzionale, primo ricorso viene praticamente vinto. Chiaro. Poi, altra cosa, bisogna un attimo vedere sempre quella che è la connotazione, è un po' come il problema che abbiamo avuto noi l'anno scorso quando ci hanno dato il contributo per esempio dell'acqua, e c'è stato il bonus idrico nazionale. È cumulabile o non cumulabile? Posso goderne due, posso goderne uno solo? In quel caso, per esempio, siccome per Costituzione ATO era il bonus, quello nostro che veniva erogato dall'ente erogatore del servizio idrico, era cumulabile perché all'atto della Costituzione, redazione, stilazione e deposito di questo beneficio era stato scritto che poteva cumulare con il beneficio statale, per cui era data anche per normativa la possibilità, perché il bonus idrico aveva lasciato libero nella sua Costituzione, nella normativa che lo ha eletto, era stato scritto: è a discrezione dell'ente erogatore l'altro beneficio determinare se era erogabile, era cumulabile o meno, per cui i contributi delle regioni a statuto speciale o delle province a statuto speciale devono essere letti dalla A alla Z e verificare sempre se c'è una clausola di cumulabilità. Ok, allora invece della pubblicità sentiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, un'informazione, visto che sono stato all'INPS, non mi sanno dare una risposta, altri CAF neanche. Volevo chiedere se l'APE volontaria è compatibile con il reddito di cittadinanza. L'APE volontaria Sì? con il reddito di cittadinanza? È compatibile, cioè si può fare sia una domanda che l'altra. Non dovrebbero essere alternative? Dovrebbe essere sì, perché sono due trattamenti, perché diversi. Uno è sostitutivo di reddito, l'altro pure, è un'aggiunta al reddito, di conseguenza. Però possiamo approfondire, dopo eventualmente se lascia il nominativo in redazione proviamo a darle una risposta, volentieri. Ok, va bene, grazie. Grazie, buona giornata. Una cosa, Ferdinando, se mi permetti, visto che stavamo parlando di cumulabilità e incumulabilità, solamente perché sia chiarito, tutti i soggetti che stanno percependo anche il reddito di inclusione, anche questo a loro volta non verrà conteggiato, verrà scorporato dall'ISE, ma sarà l'INPS a effettuare questo tipo di scorporo. Tanto per essere chiari, perché ci sono anche i soggetti che possono fare domanda di reddito di inclusione fino al 31 di marzo, dopo si chiude la domanda, ma ci sono tutti i residui di chi ha presentato, siccome il reddito di inclusione dura 18 mesi. Ma perché si continua? Perché c'è praticamente, se io ho fatto la domanda, essere superato? No, perché se io ho fatto la domanda il mese scorso ho 18 mesi di tempo per l'erogazione del contributo. Quindi comunque prenderei il REI e non il reddito di cittadinanza? Può scegliere quale dei due, e comunque il reddito del REI, per lo stesso principio che è a carattere sociale, verrà scorporato dall'ISE da parte dell'INPS, per cui non verrà mai conteggiato alla interamente. prossima dichiarazione, diciamo, al certo, prossimo ma già adesso qua in sede di domanda le verifiche e requisiti.
Ok, ci fermiamo, a tra pochissimo. Ore 13, torniamo in diretta, dunque pensione, reddito di cittadinanza e 730, adesso ci arriviamo subito con Monica, 0422 1626 798, sentivo continua a suonare, adesso appena è pronta la telefonata la ascoltiamo in diretta, questo è il sito cgltreviso.it/CAF. Monica, perché dicevi prima questo? Per far vedere come informarsi anche... Sì, esattamente, perché è uno strumento che noi chiaramente aggiorniamo costantemente e quindi adesso in particolare è aggiornato sia, come potete vedere, per le notizie inerenti alla dichiarazione dei redditi, in particolare al 730, ma anche trovate tutte le informazioni appunto legate al reddito di cittadinanza, vedete, ai requisiti, c'è tutto un documento che uno, se ha un po' di pazienza, lo legge perché chiaramente ha già una prima idea di quelli che sono i requisiti di cui parlava poco fa appunto Giuliana e può già rendersi conto. Poi è chiaro che le nostre sedi sono aperte adesso e anche telefonicamente, ma se si può anche di persona chiaramente è sempre preferibile. Il collega appunto all'accoglienza è in grado di parlare con il cittadino che si presenta e di fatto capire se questi punti che sono appunto indicati nel sito sono rispettati oppure no, in modo tale da poter Monica? dare... Una delle due, dunque, intanto se hai, puoi prendere reddito di cittadinanza, lo vedete, no? Stiamo leggendo il punto 4, se hai un patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione definito ai fini ISEE non superiore a 30.000. Sì, ipotesi classica poi anche della persona rimasta senza lavoro che però la casa ce l'ha e magari è una casa anche che costa molto, che non riesce a vendere, eccetera eccetera, non dico il castello ovviamente, però una casa molto grande, anche in quell'ipotesi può fare richiesta, basta che non abbia un'altra abitazione del valore di 30.000 euro. No? Una pertinenza. Una pertinenza. Anche eredità. Un garage, giusto? Garage, sì. Quindi se, puoi avere il garage, il posto auto che ti fanno superare i 30.000, potresti aver avuto anche una minima eredità del 10% che ti fa andare fuori. Certo, certo. Monica, arriviamo al 7.30, prima la telefonata, pronto? Sì, buongiorno, sono Patrizia della provincia di Treviso. Prego. Vorrei un'informazione per cortesia. Io prendo la disoccupazione e si può fare lo stesso la domanda per il reddito di cittadinanza oppure no? La faccio parlare con Giuliana. Prego. Se non è motivo di perdita del requisito, si può anche se si percepisce la NASPI fare la domanda del reddito di cittadinanza. Però sempre fino ad arrivare a un tetto Bisogna massimo. vedere perché allora noi abbiamo lasciato perdere i requisiti che verifica l'INPS, però come dicevi te c'è il tetto dei 30.000 euro per il patrimonio immobiliare, anche per quel che riguarda il lavoro dipendente, all'interno del nucleo ci possono essere soggetti che lavorano ma non devono superare un certo reddito che va. Poi dipende dai componenti, se non c'è casa in affitto piuttosto che mutuo è 6.000 per una scala di equivalenza e il massimo di questa scala di equivalenza è 2,1, per cui il massimo è 12.600 di reddito da lavoro. Signore, siamo stati chiari, no? Va bene, la ringrazio. A posto così, grazie, buona giornata. Bene, quale miglior servizio pubblico, vedi Monica. Senti, 7.30, cosa dobbiamo dire? Dato la scadenza, giusto? Sì, certo. Bisogna ricordare? Ricordiamo innanzitutto il fatto che l'Agenzia Entrate ormai dal 2015 di fatto mette a disposizione a partire dal 15 di aprile la precompilata, ossia quella dichiarazione che ognuno di noi come cittadini chiaramente hanno a disposizione all'interno del proprio cassetto fiscale, quindi attraverso il proprio codice, per farla breve, insomma, possiamo accedere appunto al sito dell'agenzia e consultare di fatto i dati inseriti all'interno della nostra precompilata. Possiamo modificare i dati, accettarla così com'è e questo è un sistema. È chiaro che i centri di assistenza fiscale, quindi il CAF CGIL, è già pronto oggi per fissare gli appuntamenti a tutti coloro i quali appunto hanno piacere di rivolgersi a noi per la compilazione del 730 e poi anche eventualmente
attualmente del modello ex unico, si chiamava così all'epoca, si chiama Reddit IPF, e naturalmente la scadenza ormai è consolidata al 23 di luglio, quindi in questo arco temporale noi eroghiamo chiaramente il servizio ai cittadini. Ricordo che tutti coloro i quali hanno già fatto con noi la dichiarazione l'anno scorso e che non hanno magari già provveduto in autonomia a fissare l'appuntamento in questi giorni, riceveranno a casa una lettera di promemoria, potranno in autonomia anche chiaramente spostarsi il giorno e l'ora che comunque noi abbiamo indicato nella lettera attraverso un numero unico di prenotazione che è lo 0422 184 74 74. Questo servizio è un servizio automatico, quindi sarà disponibile anche chiaramente il sabato e domenica, tutto nell'arco dell'intera giornata. Giusto? Sì, 47, esattamente, appunto nel sito, ricordo proprio perché lo abbiamo aggiornato, ecco, trovate il riferimento. Ricordiamo naturalmente che il giorno dell'appuntamento è necessario portare tutta la documentazione, quindi tutte le varie spese, la certificazione che tra poco insomma le aziende rilasceranno ai lavoratori, la CU dei pensionati che comunque siamo in grado chiaramente attraverso il sito dell'INPS e chiaramente con gli opportuni mandati e deleghe da parte dei cittadini di scaricarli dal sito, e sarà nostro compito verificare naturalmente se tutte le spese che la persona ha sostenuto dal 1 gennaio al 31/12/2018 possono essere inserite all'interno della dichiarazione dei redditi. Graziano e Giuliana stanno aspettando con ansia il famoso libro, volevo dire, quello nuovo. È esattamente quello nuovo. La nuova edizione, no? Graziano, sei contento per adesso che hai finito di imparare quell'altro. Con le novità eventualmente, perché ogni anno insomma attendiamo. Allora, telefonata, vediamo chi c'è. Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Sono Marisa dalla provincia di Treviso. Io voglio proprio porre una domanda relativamente agli oneri da portare in deduzione nel 7,30, perché l'anno scorso è successo, per quel che mi riguarda, una cosa incresciosa con la casa di riposo dove sono ricoverati delle persone amiche. Allora, fino al 2016 la casa di riposo aveva rilasciato la dichiarazione che una parte della retta che queste persone pagano è considerata come assistenza infermieristica e medica. È cambiato il direttore e nel 2017 questa dichiarazione per una parte degli ospiti non è più stata rilasciata. Io ho sentito l'Agenzia delle Entrate, poi tra l'altro tempo fa, di recente, ho sentito, non mi ricordo se Paolino Barbiero o Attali, che parlavano, che dicevano che nella regione Emilia-Romagna addirittura quando uno entra come ospite in casa di riposo già viene calcolata questa quota da portare in deduzione fin dall'inizio. Adesso io ho sollecitato i parenti di questi ospiti a chiedere al direttore, lui ha risposto che non sa, perché non sa se sono cambiate le regole, sono cambiate, e volevo sapere appunto da voi se c'è qualcosa a riguardo, perché da quel che mi consta, da quel che mi risulta, tutte le altre strutture hanno rilasciato le dichiarazioni come gli anni precedenti. Grazie, aspetto risposta. Grazie signora, buongiorno. Intanto le dico, noi proprio memoria anche di quella puntata un po' movimentata qui con degli effetti, insomma, perché quello che abbiamo detto e commentato quella mattina è stato un piccolo terremoto, insomma, quindi abbiamo approfondito poi con il direttore generale Benazzi dell'ULSS 2 e vorremmo avere anche a 20-10 settimana prossima l'assessore Lanzarin per discutere di queste cose, quindi assessore alla sanità per la regione del Veneto e al sociale, quindi per discutere proprio di questo. Cosa possiamo dire in risposta alla signora? Allora, innanzitutto non è cambiato nulla per quanto riguarda la normativa, hanno dato solamente alcune delucidazioni che non hanno compromesso nessun tipo di calcolo per quanto riguarda il contributo che è possibile portare in deduzione per la retta della casa di riposo. Ricordo che non è possibile portare in deduzione l'intera retta per la casa di riposo, perché purtroppo quello è un costo che viene attribuito e dato più che altro dalle spese di albergo e quant'altro, ma può essere portato in deduzione la quota relativa all'assistenza specifica, come si suol dire, è data dal personale infermieristico e quant'altro, e anche per quanto riguarda farmaci e quant'altro ci dovrebbe essere la distinta di quello che è stato effettivamente acquistato, perché anche i farmaci che vengono acquistati o i dispositivi medici acquistati tramite la casa
casa di riposo, eventualmente possono essere portati in detrazione se documentati dalle relative fatture, scontrini e non altro documento. Non è possibile rilasciare un'attestazione per questi. L'attestazione invece della casa di riposo spetta solo per certificare quant'è la quota di spesa d'assistenza specifica, e questa rimane e permane in deduzione. Altra cosa, l'importante è che effettivamente dalle risultanze poi risulti chi è l'effettivo utilizzatore della spesa, nel senso che se è il figlio a pagare la retta della casa di riposo per conto del genitore, giustamente l'attestazione dovrà riportare gli estremi della persona che è stata curata, perché ci deve essere sempre l'estremo della persona che è il soggiornante, che riceve le cure, e gli estremi del pagante, che è il figlio in questo caso. Se le due persone coincidono deve essere espressamente scritto, ma è un mero calcolo matematico che può essere fatto sulla base della quota di compartecipazione alla spesa, questa parte deducibile, oppure delle spese effettivamente rapportate e sostenute per la persona. Per esempio, se la persona ha diritto o gli serve per la propria malattia ad avere particolari cure di riabilitazione o quant'altro, non si fa altro che conteggiare nel corso dell'anno quali sono. Una parte può essere una parte di ripartizione di costi generali, l'altra invece sono spese specifiche. Il direttore di quella particolare casa di riposo ha sbagliato, sta sbagliando, è mera contabilità. O la regione cioè questo era un po' non è cambiato nulla a livello neanche regionale. Sono importi importanti, si arriva anche a 15-20.000 euro. Sì. Dipende dalla patologia. Deducibilità. Spese di assistenza per cui vuol dire che questi 15.000 euro vengono tolti dal reddito, cioè mi abbassano il reddito da tassare, che non è la detrazione, che invece è una percentuale. Ci ho messo un po', ma l'ho imparato persino io. Terminando l'analisi che avevamo comunque anche visto con Paolino, e che chiaramente si è fatto anche un po' portavoce di una raccolta firme, no? Sì, ma abbiamo raccolto una serie di dati chiaramente attraverso anche proprio l'analisi delle dichiarazioni dei redditi che abbiamo gestito, e ci sono delle differenze abissali tra un istituto rispetto a un altro in provincia, e quindi giustamente ci sono dei trattamenti a fronte di persone che comunque vivono in una condizione giustamente di disagio, che sono completamente diverse, e quindi chiaramente hanno un impatto economico poi rilevante, come diceva Graziano. Allora, sentiamo la telefonata, un po' che è in attesa, abbiamo la pubblicità, siamo in ritardissimo, poi vi faccio rivedere quella raccolta firme di cui abbiamo parlato magari velocissimamente dal sito. Niente più telefonata? Ah sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Graziella, chiamo dalla provincia di Vicenza. Prego. Niente, io ho 62 anni, ne compio 63 in maggio. Siccome ho fatto l'ISE e ho la casa di abitazione, mi hanno valutato più di 11.000 euro, ma io non ho un lavoro, non ho nessun reddito, non so se devo mangiare col muro. Non riesco a vendere la casa perché in questo momento non riesco a venderla. Vorrei sapere cosa posso fare. Ma è la casa in cui vive, signora? Sì, sì. E ha altre proprietà? No, nessun'altra proprietà. Giuliana? Non può benissimo fare. Cosa c'entra? Può fare reddito di cittadinanza, a meno che non abbia quei requisiti, supera i 6.000 euro anche di patrimonio mobiliare, CCT, conti correnti e tutto quel che riguarda la parte relativa al denaro. Non so se lei magari supera la parte relativa al patrimonio immobiliare. Non ho niente di reddito di denaro. Lei non può ho nessun fare reddito di cittadinanza, benissimo. Però nell'ISE mi hanno valutato 11.000 e qualcosa di euro per la casa. Però basta non superare i 30.000. Però gli 11.000 di casa, ma di abitazione principale 11.000? Sì. 11.000 e qualcosa. Ma perché lei sta guardando l'attestazione? Perché per fare la verifica di questi requisiti non bisogna guardare l'attestazione ISE, ma il modello. Bisognerebbe guardare, adesso è un po' complicato per chi non sa, il quadro FC3, perché c'è una detrazione sulla casa che è 52.500. Quello che eccede i 52.500 viene conteggiato ai fini del calcolo ISE. Però la norma del reddito di cittadinanza dice che la casa non conta, quindi io devo andare a vedere dentro il modello. Se io ho solo la casa di abitazione, signora, ho requisiti. facciamola più semplice.
Se si rivolge, esatto, se deve rivolge, rivolgersi sì, a una sede di non lo legga lei, diciamo, questo modello, ISEE, no, ecco, perché le abbiamo fatto quella domanda lì proprio perché se lei ha questa casa nella quale vive di sua proprietà, non ha altro, dice così, quella casa non deve contare ai fini del a parte reddito che di è 11.000 per cui c'è dentro e tra l'altro, ecco, questo nei 30 tu dici, eventualmente nei 30.000, ma se viene contata come seconda abitazione, appunto. Allora, spero sia stato chiaro, insomma. Non c'è più. Niente, vabbè, insomma, abbiamo spiegato. Ci vediamo tra pochissimo. Sempre. Ore 13 dobbiamo andare velocissimi perché siamo quasi in chiusura. Vi ricordo 0422 1626 798, sento già squillare il telefono. Allora, quali novità per quanto riguarda il 730 ce la racconti? Insomma, ci fai già respirare l'aria un po' dell'estate. Ma non è una moda, insomma, è una cosa... No. Cioè? Beh, vabbè, a parte che dovranno emettere una nuova copia del 730, una nuova bozza del 730 perché si sono dimenticati sono dimenticati un pezzettino che è il quadro L per i campioni d'Italia, per mettere i redditi di campioni d'Italia, oltre a questo, e correggere un po' di improprietà linguistiche che c'erano nelle istruzioni. È tempo di tirar fuori e prendersi per tempo per le spese che servono poi per produrre la dichiarazione dei redditi. Nel caso, per esempio, una persona si sia rivolta a un terapista della riabilitazione, a un massaggiatore, dovrà controllare che sulle sue spese ci sia scritto la decorrenza del diploma di massaggiatore o terapista della riabilitazione, che deve essere antecedente al 17/3/1999, ovvero tutte le spese antecedenti sostenute per terapisti della riabilitazione e massaggiatori possono essere portate in detrazione se e solo se il massaggiatore aveva conseguito il diploma prima del 17/3/99. Questo perché è stata fatta la revisione degli ordini professionali e di conseguenza fino a tale data chi prendeva il diploma, conseguiva questo tipo di diploma, di attestato, era equiparato ai fisioterapisti, per cui era riconosciuta come professione sanitaria. Se io vado da un massaggiatore che ha conseguito il diploma o un terapista della riabilitazione, della riabilitazione che ha conseguito il diploma dopo il 17/3/99, praticamente non posso portarlo in detrazione. Questa cosa deve essere certificata direttamente sul documento di spesa, ovvero deve esserci Pinco Pallo, terapista della riabilitazione, e sotto deve scrivere attestato conseguito e la data antecedente al 17/3/99, cioè se no deve scrivere quando lo deve scrivere, altrimenti dovrà produrre e preoccuparsi di avere la fotocopia dell'attestato del diploma, perché se no noi non possiamo portare in detrazione la spesa. Questo l'ha sancito l'Agenzia delle Entrate l'anno scorso, nel 2018, e sarà fonte e fucina di altre confusioni. Del bagnino ci dici dopo allora? Sì, volentieri. Ok, telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno signora, prego. Buongiorno, io avrei bisogno di un'informazione. Volevo chiedere, lo stesso problema della signora precedente, che ho la casa, ho il marito malato, ho la pensione minima di lavoro, che sono 500, non faccio il 730 perché non scarico, non pago tasse. Vorrei il piacere di sapere se posso avere cittadinanza, visto che con 500 il marito è in condizioni veramente precarie e testando l'ira di Dio non ho niente in banca. A chi mi rivolgo? Al sindacato qui di Oderzo? Sì. Mi può dare una risposta? Grazie. Aspetti signora, siamo qui. Resto al telefono. Sì, resti qui, resti con noi. Pure. No, l'importante è fare l'ISEE. Innanzitutto la cosa fondamentale è fare l'ISEE. Se lei fa l'ISEE resta nei 9.360, se dice che non ha soldi in banca, solo la casa d'abitazione, secondo me ha tutti i requisiti per poter fare reddito di cittadinanza. L'unica cosa che mi preme ricordare è che quando si fa la domanda dopo bisognerà fare la dichiarazione, la DID, la dichiarazione di immediata disponibilità, e se, come dice lei, suo marito non è in grado di lavorare, potrebbe essere lei che sarà la persona preposta a trovarsi un lavoro, cioè non è che viene dato un contributo, oppure potrebbe essere anche no, perché poi ci sono dei motivi di esclusione nel caso in cui ci siano soggetti disabili e che fa assistenza o genitori con figli. Pronto? Sì, siamo qua. Pronto?
Io ho 68 anni però. Ah beh, allora la 68 pensione anni. di cittadinanza, sì. E il marito? Sì. E mi dica? E il marito quanti anni ha, scusi? Il marito ne ha 73, è disabile. Sarebbe con una pensione di cerebrale. cittadinanza. in Allora questo signora, caso. lei deve fare la Ho richiesta, capito. diciamo, informarsi per la pensione di cittadinanza. Calise. Pensione di cittadinanza. Stessa La cosa, ringrazio. più facile. Va al caso CGIL di Oderzo, se non ho capito male come Sono in zona, certo. sì, come zona, e troverà Lisa o Antonella che le daranno tutte le informazioni. La ringrazio infinitamente. Si figuri. A lei signora, buongiorno. Allora il bagnino dai che dobbiamo chiudere, cos'è questa cosa? L'altra, invece la figura che sta andando in gran voga in questo momento è se ho problemi di fisioterapici, praticamente vado dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, che è una cosa lunghissima. Praticamente sono le persone che hanno fatto i corsi, che sono stati riconosciuti come figura professionale e per i quali praticamente posso ottenere delle prestazioni fisioterapiche, ovvero massaggi e quant'altro che mi servono per poter fare la rieducazione e quant'altro. L'unica particolarità in questo caso è che devo trattenere anche una fotocopia della prescrizione medica, perché mi serve la correlazione alla prestazione sanitaria in questo caso. Non ho capito, quindi quest'estate allo stabilimento di Caorle c'è il bagnino che si fa... No, deve essere, non c'entra niente. No, è all'interno di uno stabilimento idroterapico. Lo stabilimento idroterapico sono le terme, per esempio. Può esercitare le terme o presso un suo studio professionale, e mettendo questa dicitura si può portare in detrazione con la prescrizione. Una volta che poteva fare concorrenza alle massaggiatrici cinesi, no? Visto che si parla tanto di niente. Vabbè. Grazie davvero Giuliana, Monica e Graziano Basso. Ci fermiamo. Vi ricordate, ci rivediamo mercoledì prossimo. A partire dalle 18:30 i nostri telegiornali, poi 20:10 e questa sera ancora lo sport con Qui Studio Voi Stadio. Grazie, buona giornata.